Allora, Presidente Zaia, ad oggi sono 4.000 i profughi arrivati in Veneto. Che effetto le fa sotto l'aspetto umano la fuga di queste persone? Perché siamo davanti innanzitutto a delle persone che scappano veramente dalla morte, dalla guerra, e la misura non ce l'abbiamo solo dal fatto delle immagini che abbiamo, ma che arrivano le donne e i bambini. E questo è proprio l'elemento fondamentale, cioè le donne e i bambini che arrivano qui, che arrivano senza riferimenti, e in questo momento ne stiamo ospitando più di 4.000, i veneti hanno dato loro disponibilità per 8.100 posti letto, abbiamo allestito come regione più di 1.000 posti letto nelle strutture pubbliche. Siamo fortemente preoccupati e siamo preoccupati per il fatto che in Ucraina la popolazione sta perdendo la vita per questa folle criminale idiozia di bombardare, di far partire una guerra, peraltro in un momento nel quale nessuno mai se la sarebbe aspettato. Ecco, la sua è una famiglia di emigranti, anche se suo nonno comunque scappava dalla povertà e non dalla guerra. E dai suoi racconti che le faceva, vede qualche somiglianza con l'arrivo di questi profughi? Ah, certo, è sempre la solita, c'è la mancanza di riferimenti, cioè loro non sono scappati di casa perché amavano qualche altro territorio, ma sono dovuti andare via di casa. Sono dovuti andare via di casa perché qualcuno ha bombardato le loro case, perché qualcuno ha ammazzato i loro familiari, perché qualcuno comunque rende non più sicura la loro vita. E quindi abbiamo delle persone che arrivano desolate, sicuramente anche molto spesso angosciate da quello che è quello che hanno lasciato, perché molti, ovviamente se non la quasi totalità, ha lasciato parenti, ha lasciato familiari nei territori che oggi sono oggetto di bombardamenti. Ecco, il Veneto ha vissuto in prima persona negli anni questo fenomeno. Secondo lei è stato proprio questo fenomeno che ha reso grande la solidarietà del popolo veneto? Ma sì, una persona ogni 5 fa volontariato, non è un caso, cioè il Veneto conosce i flussi migratori, noi abbiamo avuto 2 grandi flussi migratori, fine 800, America Latina per fare un esempio, e dove in Brasile noi abbiamo messo radici, si parla il Veneto in Brasile, in molte zone del Brasile, e poi nel dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, dove siamo andati in Belgio, in Argentina, in Francia, in Svizzera, in Australia, tutti noi abbiamo parenti o conoscenti comunque veneti che sono ancora lì, discendenti, presenti in questi territori. Ecco, il Covid non la faceva dormire, questa guerra? Beh, guardi, non è cambiata la situazione, anzi è peggiorata. Cioè, le preoccupazioni sono tante, perché senza stare qui a fare tanto i martiri o fare tanto piangersi addosso, però un discorso è guardare la TV, poi spegni la TV e la riaccendi il giorno dopo. Noi abbiamo un flusso continuo di profughi che arrivano, molti sono bambini. Abbiamo 19 ricoverati di queste persone, 12 delle quali sono bimbi oncologici, e quindi c'è bisogno dell'aiuto di tutti. È una grossa responsabilità da parte mia, perché sono poi nominato anche commissario di governo per la gestione di tutta questa tragedia dell'Ucraina e di quello che sta accadendo.